Nel Vibonese, la zona delle Preserre è quella che vive le criticità più difficili provocate dalla violenta ondata di maltempo. 7 le persone salvate a Capistrano e 4 a San Nicola da Crista. Livello di massima allerta nelle vicinanze del lago dell'Angitola. Tutte le chiuse sono state sollevate per consentire un rapido deflusso delle acque, considerato che il livello di piena ha provocato l'allagamento di campi e strade e valle. Cedimenti stradali si registrano in diversi punti. Particolarmente difficile la situazione soprattutto a Monterosso, dove alcuni turisti americani che soggiornavano presso un agriturismo isolato a causa della strada sconnessa per le forti piogge sono stati soccorsi e portati nel centro abitato. Impraticabili alcune strade di collegamento. Zona particolarmente critica è quella di Monterosso. Qui siamo all'incrocio della parte alta della città, dove si accede a Capistrano, la strada è completamente chiusa, e a Polia. Qui è venuto giù di tutto perché si è aperto un vero e proprio fiume che sta portando e facendo saltare completamente l'asfalto. Ci ha colta di sorpresa questa cosa, perché solo ieri sera abbiamo avuto l'allarme della prefettura, ci ha chiamato per il superamento della soglia verso le 9, che già c'era piena tempesta. Stiamo lavorando perché questo è un punto, uno snodo importante, perché collega Capistrano ma collega l'arteria, quella che è la parte alta di Monterosso, e quindi che comunque è una strada di sfogo per tutta la comunità. Sono stati oltre 70 gli interventi dei Vigili del Fuoco, in piena attività il gruppo operativo speciale Movimento Terra per la rimozione di frane e smottamenti lungo le vie di comunicazione principali. Particolarmente delicato l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Catania, chiamato per il trasporto da Polia alla Policlinico di Germaneto di una persona dializzata rimasta bloccata e che doveva effettuare la dialisi. A causa dell'assenza nella zona di aree idonee all'atterraggio del velivolo, il paziente è stato verricellato a bordo con il supporto di personale addestrato. Operazione particolarmente complessa ma andata in porto in maniera perfetta grazie alla perizia dei Vigili del Fuoco. Nel resto delle zone delle serre e delle preserve vibonesi rimane il livello di allerta.